anche della presidente della cooperativa Villa, ma Pilloni oggi non è purtroppo da venire. Siamo qua appunto per presentare il libro per il protagonista di Nuovo Sardo. Prima però di addentrarci sul libro, c'è il nostro sindaco Andrea Lampis che vuole farvi i saluti ufficiali a nome dell'amministrazione. Prego Andrea. Salutiamo gli ospiti, insomma, invece sicuramente conosciuti, eccetera, e poi ricorrente a stare con noi quando ci sono questi eventi. Mi fa piacere, insomma, che il direttore, insomma, Nicola abbia organizzato, diciamo, questa presentazione di questo libro. Noi, insomma, come amministrazione stiamo cercando di fare il possibile perché, insomma, questo luogo, spero che anche la Splasas abbia anche un risalto e sia conosciuto anche lontano, diciamo così. Speriamo che i nostri intenti, i nostri sforzi, la nostra impresa, ecco, possa avere buon esito. Ecco, io lascio spazio comunque alla presentazione di questo libro, al dialogo che ci sarà. Grazie a tutti. Bene, ho il piacere quindi di presentarvi Valeria Carica, Giuseppina Tedigia, due storiche dell'arte, socie e anche presso il direttivo dell'associazione APS Amici del Romanico. Il libro è stato curato dalla professoressa Rossana Martorelli, che tra l'altro ricordo con grande piacere è stata la mia professoressa di archeologia medievale all'Università di Cagliari, che io nasca come, diciamo, preistoricista, però il Medioevo ha sempre avuto su di me un grandissimo fascino. Sono molto contento di avervi qua, ci siamo riusciti. Giuseppina mi ha proposto, insomma, la presentazione, io ho accettato subito, anzi se non avesse fatto lei mi sarei fatto avanti io. Il libro è già stato presentato in altri contesti, è un libro che ho visto sta andando molto bene, si trova in tutte le librerie, le biblioteche. Io appena appunto ho saputo che era stato pubblicato mi sono fiondato in libreria per acquistarlo, l'ho letto veramente immediatamente perché si legge con molta facilità e comprensione. È molto curato dal punto di vista scientifico, anche perché gli autori sono ricercatori di tutto rispetto. Che dire, si fa luce su un periodo, anzitutto, come ben sapete, forse dico, vittima, ovviamente lo sappiamo, di molti pregiudizi, molto poco conosciuto, ancora meno conosciuta la storia appunto delle donne, che sono state appunto protagoniste del Medioevo. Noi sappiamo, insomma, che anche in epoche precedenti abbiamo avuto importanti figure femminili nell'isola. Mi viene in mente Flavia Publicia, un'armatrice, una sacerdotessa del Tempio di Vesta, che era proprietaria di alcune navi, insomma, che facevano spora da Ostia, dal porto di Ostia alla Sardegna, proprio per il trasporto di merci, soprattutto immaginiamo, insomma, grano. Mi viene in mente la figura di Favonia Vera, una cittadina illustre norense che aveva addirittura acquistato una domus nella città di Carales e l'aveva donata ai propri concittadini che per un motivo o per l'altro dovevano appunto recarsi a Caralis e dovevano appunto stare là. Mi viene in mente Claudia Artes, uno dei primi esempi di imprenditoria femminile. Claudia Artes era una liberta di Nerone che gestiva l'industria di laterizi nel nord Sardegna, più precisamente in Gallura, e che finanziò anche la realizzazione di un tempio dedicato a Iside, laddove oggi c'è la chiesa di San Pantaleo. Ho la storia di Giulia Fortunata, una donna sarda, una viaggiatrice che 2000 anni fa seguì il marito Verecundus Diogenes nella città di Eboracum, nell'attuale York. Insomma, ci sono davvero tante figure che pian piano
poi stanno venendo alla luce e altre ne verranno sicuramente alla luce. Quindi io passo la parola, non so chi vuole iniziare, se Giuseppina, sì. Allora, intanto ti ringrazio. Come associazione, io sono la presidente dell'associazione Itinera Romanica Amici del Romanico, siamo doppiamente felici di questa presentazione, in primo luogo per la location, perché comunque ci tenevamo a realizzare qualcosa in collaborazione con voi, visto la tematica del museo, e poi perché ne parlavamo prima con Valeria, in realtà credo, quelli dell'associazione che ci sono, che sia la prima presentazione dopo Cagliari in questa zona, quindi ancora motivo di orgoglio per noi riuscire a far conoscere le attività dell'associazione e la storia medievale attraverso le nostre attività in tutto il territorio regionale. Da quando l'associazione è da oltre 10 anni attiva, noi ci occupiamo di promuovere la storia medievale sarda, come dice il nome stesso dell'associazione, partendo dalle testimonianze concrete che ci sono sul territorio regionale, che sono le chiese, l'architettura romanica, le chiese romaniche. Io sono una storica dell'arte, mi sono laureata in architettura romanica, con una tesi sull'architettura romanica, quindi mi è venuto naturale sin da subito. Noi siamo nati come associazione ufficialmente nel 2012, ma già da prima c'era l'idea di questa associazione e quindi sin da subito ho partecipato ai lavori. Il libro sulle donne nasce a seguito di un ciclo di conferenze, tra l'altro un ciclo di conferenze che è stato realizzato poco prima del Covid, il 2020 è passato alla storia per un motivo ben preciso. Il ciclo di conferenze è finito a febbraio, qualche settimana dopo siamo entrati in lockdown, però la tematica che per l'appunto è quella del mondo, della sfera femminile nel Medioevo, ci siamo resi conto che ha suscitato largo interesse e quindi da lì l'idea di pubblicare un libro che ha confermato l'interesse per la tematica, tant'è che siamo alla ristampa. Ora, non è sempre consueto un libro che parla di donne nel Medioevo in Sardegna, arrivare ad una ristampa, quindi per noi è un motivo di orgoglio. Essendo il frutto di un ciclo di conferenze ci sono diversi autori ovviamente. Ma non pensate a un saggio accademico perché la nostra principale missione è divulgativa. Noi vogliamo raccontare il Medioevo, quindi quando chiediamo a ricercatori, a professori, come nel caso di Valeria, chiediamo di raccontare il Medioevo, perché è un libro che deve essere letto e raccontato a tutti. Da quest'anno noi lo stiamo presentando nelle scuole, quindi dobbiamo anche utilizzare un linguaggio abbastanza comprensibile. Raccontiamo di donne nel Medioevo perché di donne nella storia se ne parla pochissimo in generale. Quando se ne parla, tendenzialmente si parla di sante o di streghe fondamentalmente, cioè non c'è un giusto mezzo. Noi invece parliamo di donne che nel loro essere regine, badesse, sono comunque normali, con pregi e difetti, e ne facciamo una ricostruzione, ne fanno in realtà io no, però ne facciamo in senso come associazione una ricostruzione che è storica, rigorosamente scientifica, ma che è in realtà si legge come un romanzo perché le loro vicissitudini sono talmente originali che sembrano quasi un romanzo. Quindi diciamo che non c'è bisogno di romanzare la vita di queste donne, si è già romanzata di loro. In più l'universo femminile ci permette, attraverso, qui sarà Valeria a raccontarlo meglio, però il caso di Adelasia, che è il personaggio di cui si è occupata Valeria, l'universo femminile ci permette di sfatare un mito del Medioevo sardo, ci vedono sempre come isolati, ci vedono sempre come assoggettati. In realtà attraverso la figura delle donne
ancora di più ci rendiamo conto che la Sardegna nel Medioevo aveva una dimensione di tutto rispetto, si confrontava con le potenze dell'epoca alla pari, in maniera molto diretta, ed era caratterizzata da una vivacità culturale che stenteremo ad immaginarci. Quindi ci aiuta entrare nel mondo delle donne del Medioevo sardo, ci aiuta a capire ulteriormente la storia medievale sarda. Spoiler, quest'anno noi continuiamo ogni anno con il ciclo di conferenze, quest'anno la tematica è stata, par condicio diciamo, quella degli uomini protagonisti del Medioevo sardo, e anche loro ci mostrano una Sardegna ben inserita nel contesto geopolitico del Mediterraneo. Le donne ci mostrano un altro aspetto, di più rispetto agli uomini, il potere, tra virgolette, dei matrimoni, perché le donne erano più, passatemi il termine brutale, una merce di scambio, soprattutto se erano donne che in qualche modo rivestivano un potere. Però il fatto che queste donne fossero ambite a livello direi internazionale, visto che se già uscivamo fuori dal confine isolani ci trovavamo in altre realtà nazionali, per modo di dire, vuol dire che la Sardegna aveva un ruolo importante, altrimenti nel caso di Adelaide l'imperatore Federico II non si sarebbe mai mosso a proporre suo figlio come pretendente di Adelaide. Però adesso io finisco, mi taccio, e visto che abbiamo citato Adelaide, lascio a te la parola. Volevo giusto aprire una parentesi, mi sono dimenticato di ringraziare Alessandro Melis dell'Associazione Sardisca che ci ha gentilmente concesso in questo bellissimo abito a proposito di donne appunto nel Medioevo sardo. Ok, prego. Grazie, io ringrazio Nicola per l'ospitalità e Giuseppina per avermi invitato. Per me è sempre un piacere, insomma, partecipare a eventi di questo tipo, anche perché sono particolarmente legata a questo saggio, questa raccolta di saggi, perché, come ricordavi tu Giuseppina prima, vengono in un periodo sicuramente per tutti un po' particolare. Nel mio caso io avevo appena iniziato il percorso di dottorato e ero talmente affascinata da queste figure femminili nel Medioevo che ho deciso proprio di dedicare questi 3 anni di ricerca solo a loro, e mi sono occupata proprio dell'aspetto che le vedeva protagoniste in una dinamica storico-artistica che era quella della committenza, quindi vedere chi e in che maniera, insomma, queste donne erano intervenute nella committenza di opere d'arte. E Adelasia, di cui ho curato proprio il saggio all'interno di questa raccolta, è stata la prima con cui mi sono approcciata, quindi ho un doppio rapporto, un doppio legame con questa figura, che, come dicevi tu giustamente, proietta la Sardegna veramente in una dimensione internazionale, perché non solo all'interno dell'isola è stata una figura fondamentale per quanto riguarda quel tratto di potere che suo malgrado è riuscita a strutturare, ma proietta l'isola e il giudicato di Torres in quella che è la dimensione proprio mediterranea, quando contrae il suo secondo matrimonio con Enzo di Ostaffen, che era appunto il figlio dell'imperatore. Facciamo però un piccolo passo indietro rispetto ad Adelasia. Sfortunatamente, come molte altre figure femminili del Medioevo, non siamo esattamente in grado di dire quando sono nate. Nel caso di Adelasia noi abbiamo una data che è quella del 1206, probabilmente è nata dopo quest'anno. Lo ricaviamo da una serie di documenti che arrivano da Roma, dal Papato, e che ci dicono che negli anni 20, insomma, Adelasia non era considerata ancora maggiorenne. Quindi, insomma, un po' facendo i calcoli si deduce che possa essere nata dopo il 1206. E la sua vita nasce all'ombra di quello che era il potere, insomma, regale del tempo. Era la figlia del giudice di Torres, non avrebbe ereditato il trono del padre perché aveva un fratello maschio, tale Barisone, che era il legittimo erede.
Fortuna o sfortuna ha voluto però che questo fratello venisse trucidato e che appunto o lei o la sorella dovessero essere chiamate a ricoprire questo ruolo. La scelta fu proprio su Adelasia, che contemporaneamente però era già regina di Gallura. E voi direte, e come può essere successo questo? È successo perché negli anni 20 del 200 il giudicato di Torres si trovava a controllare alcune zone del giudicato di Gallura in contrapposizione con Lamberto Visconti, che altri non era se non quel pisano, quel cittadino pisano arrivato a Cagliari e che di lì a poco si sarebbe reso protagonista proprio della sfera regionale. Intessendo a sua volta già altri 2 matrimoni, il primo con Elena di Gallura e il secondo poi con Benedetta di Cagliari. A seguito di questa lotta tra Lamberto proprio e il padre di Adelasia, il 18 settembre del 1220 venne siglata questa pace, la pace di Noracalbo, che prevedeva che il giudice di Torres rientrasse entro i suoi confini, ma che sua figlia, appunto Adelasia, andasse in sposa a Ubaldo Visconti, che era l'erede appunto della famiglia pisana. Questo matrimonio non era ben visto dal Papa, assolutamente, tant'è che egli con tutte le sue forze cercò di renderlo, di fare in modo che non accadesse, ma in realtà quando il Papa arriva ad agire in Sardegna il matrimonio è già celebrato. I due vivono un periodo insomma di relativa pace, diventano signori della Gallura perché Ubaldo eredita il trono da Lamberto, che a sua volta l'aveva ereditato dal matrimonio con Elena, che è un'altra delle 4 figure di giudicesse che vengono trattate all'interno del volume e che ha anche lei una storia molto affascinante, insomma, per certi versi non sicuramente felice, però ecco, è una figura che è nodale all'interno della storia sarda e che poi, se noi facciamo 2 conti, era di fatto la suocera di Adelasia, anche se le due non si sono mai incontrate, però insomma il legame di parentela è quello. Quindi mentre loro sono signori della Gallura, Barisone, fratello di Adelasia, regna su Torres. Barbaramente trucidato, però viene chiamato a sostituirlo Adelasia. E qui si innesca tutto un discorso anche dal punto di vista storico su quello che è stato il ruolo di Adelasia, che in linea generica viene considerata una giudicessa portatrice di titolo, quindi tramite lei il titolo regale poi passa a quello che è il coniuge, che è il marito. Quello che io però ho avuto modo di vedere anche analizzando gli atti è che poi anche nel dialogo, nello scambio che interviene tra Adelasia e il papato, Adelasia invia una lettera al Papa e poi in un secondo momento arriva l'altra lettera che è quella del marito, cioè in qualche modo arriva dopo quello dell'uomo rispetto a quello che è appunto la decisione così di Adelasia. Purtroppo Ubaldo però muore. Dice il Liber Iudi Culturae Talorum, che è una delle fonti, diciamo, che noi abbiamo a disposizione per la vita di Adelasia, lasciando la regina come donna dell'Obudoro. E questo aspetto, insomma, inizia ad attirare l'attenzione chiaramente dei potenti dell'epoca, da una parte dell'imperatore e dalla parte del papato. Entrambi offrono un pretendente, un nuovo marito ad Adelasia. Se il Papa offre un tale Guelfo de Porcari, che era un suo uomo, dall'altra parte abbiamo la proposta di Enzo di Austaffen, che altri non era appunto che il figlio diretto dell'imperatore. La scelta, ahimè, ricade su quest'ultimo e questo segnerà in qualche modo la sfortuna di Adelasia, perché questa sua decisione
anche se insomma, le fonti dicono sempre un po' sostenuta dalle famiglie nobili, ma diciamo che la scelta per un altro lo fa lei, ricade proprio su questo Enzo e sarà un momento, uno spartiacque per la sua vita, perché verrà di lì a poco abbandonata completamente dal Papa e i due verranno addirittura scomunicati. In realtà il matrimonio con Enzo non è un matrimonio né felice né sicuramente d'amore. C'è una frase proprio che sintetizza questo tipo di rapporto. Adelasia era in qualche modo spinta a questo matrimonio per tutelare e proteggere il suo regno, mentre dall'altra parte probabilmente Enzo stava aspettando qualcosa per acquisire quel ruolo che indirettamente già aveva in qualità di figlio dell'imperatore. Il matrimonio dura relativamente pochi anni, sicuramente i due convivono in Sardegna per brevissimo tempo, perché Enzo viene richiamato dal padre per seguire appunto gli eventi bellici che li vedono protagonisti. A questo punto Adelasia, che già con l'arrivo di Enzo era stata in qualche modo messa in secondo piano e si era completamente ritirata in quello che è il castello del Gorfeano, inizia una serie di trattative, di moti di avvicinamento nuovamente al papato, che dobbiamo tenere in considerazione. È veramente io ho fatto questa riflessione questi giorni, il pontefice è l'uomo che in qualche modo accomuna tutte queste donne, perché tutte hanno avuto delle, chiaramente pontefici diversi, perché periodi diversi, però tutti con la figura del Papa, ecco, così generalizzata, hanno avuto dei forti legami. Nel caso specifico di Adelasia, poi perché lei stessa aveva in qualche modo promesso che se il suo matrimonio fosse terminato senza eredi, il giudicato di Torres sarebbe passato direttamente, sarebbe diventata una proprietà papale. Quindi iniziano nuovamente questi movimenti di avvicinamento alla sede papale fino a che non ottiene l'annullamento del matrimonio da Enzo e in qualche modo si riavvicina al papato e rientra nelle grazie della Chiesa. La parte sicuramente più umana di questo personaggio noi la vediamo proprio sul finire della sua vita, quando il Libellus in modo particolare ci delinea anche una come posso dire, quasi una psicologia di questo personaggio che lasciata così un po' sola trova in qualche modo la pace riavvicinandosi alla Chiesa e quindi riallacciando quello che era il legame col papato rispetto a quello che era l'impero. Poi su questo capitolo diciamo che potremmo aprirne uno ulteriore legato all'attendibilità della fonte, ma direi che insomma vi lascio giusto questo accenno. Adelasia lentamente scompare in qualche modo dalla storia. Sappiamo, abbiamo un'ultima annotazione documentaria di lei e poi sappiamo da una cronaca pisana che probabilmente morì intorno alla fine insomma degli anni 50 del 1200. Una vita sicuramente asservita alla ragion di Stato, questo lo possiamo dire, una vita sulla quale neanche dopo la morte in qualche modo questa regina è stata, per così dire, lasciata in pace, perché sulla sua, oltre ad avere insomma 2 matrimoni alle spalle sicuri, il gossip dell'epoca gliene attribuisce un terzo, che è quello con un tale Michele Zanche, che è un personaggio di dantesca memoria perché lo ritroviamo nell'inferno proprio tra i barattieri, cioè tra coloro che insomma hanno utilizzato il proprio potere politico per arricchirsi. E nel passo appunto i commentatori di Dante, i successivi commentatori di Dante proprio gli attribuiscono un matrimonio con quella che era appunto la moglie di Enzo, e quindi il riferimento ad Adelasia viene abbastanza insomma abbastanza spontaneo, esatto. Una figura sicuramente molto affascinante, questa di Adelasia, che come vi dicevo all'inizio proietta proprio la Sardegna verso quella che è una dimensione
mediterranea e, come diceva Giuseppina anche poco fa, che veramente ci deve allontanare da questa idea che spesso, insomma, ancora un po' si sente di una Sardegna isolata, di un aspetto storico, insomma, che è questo anche della partizione giudicale, che sembra quasi fuori da quello che è invece il resto del mondo. La Sardegna è inserita pienamente in questo mondo mediterraneo e lo è anche attraverso la figura di queste donne. In modo particolare, ecco, nel caso di Adelasia sicuramente con questo riferimento diretto all'imperatore, ma insomma se avrete il piacere o se non l'avete già fatto insomma di leggere le pagine di questo libro, vedrete proprio che al suo interno si nascondono proprio queste figure femminili che molto spesso, delle quali sfortunatamente molto spesso non abbiamo notizia. È quello che probabilmente porta la maggior parte delle persone a dire anche che queste figure non avessero un grande spessore all'interno della storia, tanto piuttosto sono poche le notizie che noi abbiamo di loro, o forse quelle che ancora non abbiamo cercato a sufficienza. Ecco. Grazie a voi. Domanda, curiosità, adesso che l'arrivo al potere di Adelasia mi ricorda poi molto quello di Eleonora, anche se verrà dopo, cioè la morte del fratello Upone III, sempre in maniera abbastanza tragica. E Francesco Cesare Casula racconta nella biografia di Eleonora, quando si sposò con Brancale Doria e si trasferì a Genova, i genovesi erano molto emozionati dall'arrivo di quella che consideravano come una regina di levatura per l'epoca internazionale, quindi si aspettava come si aspettava una star. E quindi già questo rende l'idea di come la Sardegna effettivamente avesse la sua importanza e soprattutto insomma le figure femminili. Ecco, è successo qualcosa di simile anche per Adelasia, cioè quando lei è andata a vivere in continente, qual è stato il rapporto con i terramannesi, come venivano chiamati all'epoca? Allora, in realtà Adelasia rimane sempre, lei ha contatti con Pisa perché fondamentalmente il marito è un discendente di una delle famiglie pisane ed è da questo punto di vista la regina della Gallura. Quindi in questo senso non ha, diciamo, avuto quello che poteva essere un equivalente come Leonora d'Arborea. Sicuramente possiamo ipotizzare che quando la sua scelta ricade su Enzo, chiaramente in maniera insomma indiretta, perché poi era in qualche modo Enzo che si è proposto, sicuramente per, come dicevi anche tu all'inizio, sicuramente per essere in qualche modo, per proporsi a questo personaggio, a questa figura di regina ormai rimattatora, evidentemente tralasciando chiaramente l'aspetto politico al quale probabilmente l'impero era sempre abbastanza insomma connesso e attento, esatto, poi dobbiamo sempre immaginarci all'interno di questa dinamica di lotta tra papato e impero. Quello che infatti mi piace ricordare sempre nella storia di Adelasia è che questa perenne lotta di cui noi sentiamo parlare nei libri, abbiamo studiato nei libri, si combatte nella trincea di Torres anche, perché questo è un aspetto ecco, che prima su cui ho sorvolato, quando si instaura questa diatriba insomma, tra il papato e l'impero, proprio a seguito di questo matrimonio, Enzo abbandona la Sardegna, abbandona Torres, però allo stesso tempo lascia qui delle persone che possano agire in suo nome e cerca di ostacolare in tutti i modi, di mettere i bastoni tra le ruote a quello che erano invece la parte del papato, quindi la parte della Chiesa. Quindi evidentemente c'era proprio questo interesse anche nei confronti dello Stato, ecco, un'attenzione particolare anche nel caso insomma, di questo Stato di Torres, che appunto noi forse siamo abituati un po' a pensarci piccolini, che non avessero granché valore, invece probabilmente avevano comunque un riscontro a livello mediterraneo. Ma poi dal punto di vista culturale l'arrivo di Enzo, cioè non è che arriva Enzo con la corte
arriva la scuola siciliana ad Ardara. Ora io non so se avete idea di che cosa sia Ardara oggi, cioè ci sono 700 abitanti, però all'epoca era la capitale del giudicato di Torres e c'erano esponenti della scuola siciliana, quindi stiamo parlando della scuola che poi ha dato via alla letteratura, all'arte, quindi anche da quel punto di vista, quando parliamo di un medioevo sardo vivace culturalmente, non è un modo di dire, ad Adelaide hanno dedicato poemetti, poesie in volgare, quindi cioè, c'è stato un confronto e c'è stato un arricchimento sicuramente per la Sardegna anche da questo punto di vista, anche dal punto di vista culturale, grazie alle figure femminili. Non sono stati sicuramente contatti che potremmo definire sterili, ecco, Sì. perché hanno avuto delle ricadute poi anche insomma, sul territorio, mettiamola così. Insomma. Io avrei un'altra curiosità, premesso che dal punto di vista archeologico sul Medioevo in Sardegna siamo quasi all'anno zero, perché insomma, è una branca abbastanza recente in Sardegna nell'ambito appunto degli studi archeologici. Per fortuna qualcosa si sta muovendo, vedasi i lavori anche del professor Milanese, soprattutto nel nord Sardegna. E quindi molte cose ovviamente sono in attesa di essere riportate alla luce, magari qualche tomba di qualche giudicessa. È un problema. Non Eh, abbiamo tombe dei giudici. non ne abbiamo, si ipotizza appunto che Leonora e Brancaleone siano sepolti nella chiesa di San Gavino. Negli anni 80 o negli anni 90 fecero qualche indagine, c'erano gli scavi, perché effettivamente dal georadar si segnalavano delle cavità là sotto, quindi si ipotizzava la presenza di una cripta. Poi si dovettero fermare perché a quanto pare questi scavi stavano compromettendo le mura. Però sarebbe interessante poi anche studiare magari il loro DNA, capire quali rapporti anche genetici ci sono con gli altri giudici, ovviamente, o con le altre corti d'Europa. Dal punto di vista invece dei documenti, immagino ci sia ancora molto da portare alla luce, qualcosa insomma, che negli archivi ancora è inedito e che potrebbe raccontarci di più su queste figure. Allora, rispetto ad esempio al discorso delle tombe, è molto singolare per esempio proprio il Libellus, perché fissa il primo e l'ultimo giudice, che poi in realtà è l'ultima giudicessa, fa quasi pensare che ci possa essere una tomba, ecco, da qualche parte di questa giudicessa, e nello specifico proprio ad Ardara, ma in realtà non ci sono delle prove, ecco, su questo aspetto. Per quanto riguarda la documentazione, io mi esprimo nel caso specifico di Adelaide, ecco, la maggior parte dei documenti che riguardano lei vengono quasi tutti dal papato. È una dinamica, diciamo, abbastanza chiara, quella che si instaura tra il giudicato di Torres e il papato, e che vede coinvolta anche Adelaide, talvolta direttamente, perché prima ad alcuni documenti, soprattutto quelli in cui Adelaide esprime al Papa appunto questa sua volontà in caso di assenza di eredi di donare allo Stato Pontificio quello che rimane insomma del giudicato di Torres. Ma abbiamo anche delle notizie in diretta sempre che ci vengono da questi archivi, perché appunto anche gli antefatti della vita di Adelaide, quelli che lei in qualche modo subisce, come ad esempio il matrimonio con Ubaldo, le notizie che noi abbiamo su questi fatti ci vengono proprio sempre da quella documentazione. C'è qualche anche altro aspetto documentario che riguarda più appunto i comuni di Pisa, di Genova, quindi insomma questo è un po' il quadro delle fonti della vita di Adelaide, e poi il Libellus le dedica proprio l'ultima parte, l'ultima biografia è la sua, essendo stata l'ultima giudicessa. Dopo di lei insomma il regno viene spartito tra le varie famiglie, i giudicati insomma rimasti. Solo che appunto quando ci approcciamo a Libellus ci dobbiamo approcciare in un modo un po' attento rispetto a quello che è la fonte stessa, perché appunto ci sono degli aspetti insomma poco chiari. Sicuramente da Libellus noi
come dicevo prima, recuperiamo un po' quegli aspetti della personalità di Adelasia, soprattutto quando ci descrive proprio la parte finale della sua vita, e credo che questo sia un merito, insomma, di questa pubblicazione, e cioè l'aver messo in luce non solo la storia di queste donne, ma anche in qualche modo gli aspetti più umani, ecco, di averle umanizzate, insomma, riavvicinate di più a quella che è la sensibilità di ognuno. Sì, anche perché dai documenti, poi dalla lettura dei documenti uno si può fare anche un'idea dei tratti psicologici del personaggio. Certo che poi lo storico deve rimanere fedele a quello che è scritto, ma io penso che tu ti sia fatta un'idea di come potesse essere caratterialmente, diciamo, Adelasia. Sì, diciamo che negli anni, insomma, nelle varie occasioni in cui mi sono approcciata a lei, io cerco sempre di immaginarmela. Poi, chiaramente lì l'aspetto scientifico deve per forza sovrastare quello umano, però chiaramente anche da donna un po' un'idea uno comunque se la fa o prova a farsela, immaginandosi una figura che io non definirei, cioè per me, secondo me Adelasia era una persona che valeva, ecco, non una che ha subito, o perlomeno dove ha potuto ha cercato insomma di definire anche attraverso le sue azioni quella che era la sua personalità. Ecco, perché una cosa che emerge dalle pagine del libro, in particolar modo dal racconto, nel libro non si parla solo di giudicesse, in particolar modo nel racconto però delle giudicesse, che essendo donne di potere, sono quelle pubbliche fondamentalmente, è proprio che queste donne si trovano ad agire, sfortuna loro, in momenti ipercritici del giudicato, e infatti per questo motivo dopo di loro in alcuni casi il giudicato finisce. Il caso di Adelaide, il caso di Benedetta, ma anche il caso di Eleonora, che comunque dopo di lei è durato veramente poco il giudicato, la figura importante dopo il padre è stata quella di Eleonora. E a volte in maniera molto semplicistica le si attribuisce la fine del giudicato per magari qualche decisione sbagliata, nel caso di Adelasia, il matrimonio, anche nel caso di Benedetta fondamentalmente, però in realtà si trovano a vivere e a prendere decisioni chissà in quale maniera, in quale grado di libertà queste decisioni vengono prese, e comunque in momenti particolarmente difficili, probabilmente i momenti più difficili del loro giudicato, della storia del loro giudicato. Quindi sono sfortunate anche nel momento storico con cui vivono. Sì, in realtà se ci pensiamo tutte e quattro le giudicesse arrivano diciamo sul finire. Elena è la più sfortunata. Lei forse anche perché insomma è quella che anche meno ci ricorda. Ma anche la storia proprio mollata così in angolino. Diciamo che sì, fondamentalmente sì, però loro arrivano proprio in questi momenti cruciali e poi insomma dopo di loro effettivamente se noi andiamo a analizzare un po' la storia, forse sì, come dicevi tu Eleonora, un pochettino va un po' più in là, però sì, fondamentalmente poi l'idea insomma incarnata anche dal padre che voleva di un'unica corona, sì, tutta la esatto, Sardegna finisce esattamente, finisce con loro. Per quanto riguarda i documenti, con Eleonora ad esempio è stato fatto il lavoro inverso, mentre per gli altri personaggi, giudicesse o gli altri personaggi del libro, la ricerca è stata più o meno difficoltosa. Elena sicuramente è stata quella che ha dato più filo da torcere dal punto di vista della ricerca storica. Per Eleonora si è fatto il lavoro inverso di ripulitura, perché su Eleonora si è detto troppo, molto spesso, diciamo andando anche al di là del dato storico. Eleonora è diventata nel corso dell'Ottocento un mito romantico, quindi bisognava ripulirla dalla sua veste da guerriera a cavallo che incitava gli eserciti. Però una volta che si ripulisce di tutto questo e si va al personaggio storico,
comunque di tutto rispetto, non ha bisogno della fioritura che arricchisce il suo personaggio. Probabilmente ne aveva bisogno nell'Ottocento, che era un periodo in cui la Sardegna ha necessità di una rivalsa identitaria, ma adesso forse non ne abbiamo più bisogno. È il caso di presentare il personaggio Eleonora così com'è. Sì, io spesso mi sono fatto questa domanda perché in effetti il professor Casula spiega bene, no? Il fatto che forse Eleonora sia stata sovradimensionata rispetto, insomma, a quello che fece il padre, anche Ugone, il fratello, o addirittura anche la sorella di Mariano, quindi la zia, ebbe un ruolo molto, molto più importante. Abbiamo addirittura anche forse più fonti. Però, al di là delle false carte d'Arborea, che ovviamente giravano e circolavano solamente negli ambienti intellettuali, però è rimasta questa memoria. Cioè, io mi ricordo quando ero bambino, anche i contadini, i pastori del mio paese, avevano questa memoria di Eleonora, no? Che probabilmente si era tramandata al di là delle false carte d'Arborea, come se ci fosse questa necessità e questo legame. Quindi, o c'è una necessità da parte degli uomini, no, di ritornare alla figura femminile, quindi siamo di fronte proprio a un archetipo. Tipo una madre di tutti i sardi, una figura femminile sì, che protegge, come se davvero questa energia femminile si tramandasse. Indubbiamente ci sarà anche qualcosa poi di reale, al di là, come dire, del sovradimensionamento. Certo, ma Eleonora è una grande figura di, possiamo anche definirla di politica, perché comunque politica faceva in quanto regina, però forse perché è la più vicina, forse perché quella legata comunque all'ultimo anelito di dipendenza della Sardegna, quella che ha portato un sogno che fondamentalmente tutti noi sardi in qualche modo custodiamo nel cassetto, quello di essere riconosciuti come popolo indipendente. Non a caso nell'Ottocento poi si è creato il mito di Eleonora d'Arborea, che era un momento della rivoluzione sarda, cioè è il momento in cui la Sardegna ha bisogno di eroi, a maggior ragione di eroine che testimonino questa necessità e il valore del popolo. E quindi secondo me si è tramandato il mito di Eleonora perché fondamentalmente è un archetipo nostro, cioè è una rivendicazione che abbiamo nel DNA della nostra identità Eleonora. Ma posso assicurare che il personaggio storico Eleonora non sminuisce questa necessità di rivendicare la nostra sardità, perché è una donna che comunque anche lei si trova in un momento difficilissimo. Io sono meno accademica, con una palla al piede che il marito, che per carità, cioè veramente, ogni volta che pensava a qualcosa faceva danno, e quindi non solo doveva gestire un regno che dite poco, voi a volte non riusciamo a gestire il pranzo e la cena, immaginiamoci un regno, e in più doveva stare appresso al marito e a quello che combinava, quindi cioè, gli esiti poi della politica di Eleonora sono anche influenzati e collegati al fatto che il marito si è fatto arrestare a Barcellona. Mo adesso tutta questa indipendenza nella gestione del giudicato nei confronti della corona non è che ce la potesse avere più di tanto. Quindi quando si pensa ad Eleonora si deve pensare al suo personaggio storico, a quello che realmente ha fatto, che è reso ancora più di valore visto il periodo e la situazione che ha vissuto e i limiti che aveva nel suo agire. Ricordiamoci che comunque era una regina, ma era una donna, cioè anche quello all'epoca l'abbiamo visto da Adelasia, anche che comunque sceglie Enzo, ma non è che lo sceglie perché lei è innamorata, perché lei. Diciamo che sicuramente la sua libertà è nel scegliere chi scegliere, di seguire come indicazione, perché sicuramente ci saranno stati anche chi appoggiava il pretendente papale, però comunque non sono libere di agire come avrebbero voluto, probabilmente, io penso, visto l'epoca anche.
E in più avevano questi limiti, il limite della famiglia, il limite del marito, il limite della ragione di Stato comunque. Comunque, da due personaggi come Mariano Quarto e Timoteo Capertino non poteva che venire fuori un Esatto. genio della strategia, della diplomazia, del coraggio, insomma è stato un mix davvero vincente. In una sola persona si incarnava davvero la mediterraneità e l'eccellenza del Ha saputo Medioevo prendere testa in mediterraneo. una situazione difficile, questo sì, e probabilmente è per questo che poi è diventata il mito Eleonora d'Arborea e non lo è diventato Maria dell'Asia, non lo è diventato Benedetta, perché era in un periodo diverso e lei arrivava da una famiglia che aveva quel pallino. Gli Arborea dovevano essere i re di Sardegna, cosa che magari la famiglia di dell'Asia non ci pensava mica. Ed è stata educata con quell'indicazione e quello l'ha fatto e l'ha fatto bene, a prescindere dai miti che poi ci sono legati lì attorno. Sì, Cicatrici, non e a cicatrici. volte invece si vede appunto anche nei libri. Sono stato molto contento di leggere qui la biografia di Violante Carrossi, che Ah, la invece mia preferita. lì è il contrario, no? Si è demonizzata una figura che invece era tutt'altro che da biasimare, anzi, esempio di coraggio, Caparbietà. di caparbietà, sì, anche per me, insomma, è la figura indubbiamente più affascinante, quella che grida giustizia, perché questo Che viene nome spogliata. Violante da sanguinaria veramente no. Sì, no, Non poi si è una dice. donna che sin da piccola viene spogliata di tutto, cioè immaginiamoci una bambina, perché poi quando rimane orfana è una bambina fondamentalmente, che è diventa l'unico erede della famiglia aragonese più catalana, più importante della Sardegna. Su di lei si innestano delle mire, dei giochi politici incredibili e lei viene spogliata di tutto. Non è più padrona della sua vita, dei suoi averi, di niente. Però nel corso della sua vita si prende pian piano tutto quello che era suo fondamentalmente, con grandi difficoltà e probabilmente perché una donna che nel 1400 tiene testa a tutti e riesce a riottenere il poco che vuole lui, l'appellativo di sanguinaria. Infatti sono molto belle le parole dell'autrice, dice ad un certo punto viene fuori proprio la sua indole, no? Che caratterizzava tutta la sua famiglia fin dal viraglio Francesco, insomma. È davvero strano che una bambina che rimane orfana e che è buona a figurare, che porta a Cenerentola, no? Nonostante tutto covi nell'animo il desiderio poi di rimpossessarsi. Cioè la consapevolezza di chi è. La consapevolezza, cosa sì. veniva. Perché immagino che abbiano fatto anche molta pressione psicologica in certi modi durante la sua crescita, la sua educazione, proprio di subordinarla invece a insomma, degli interessi ben più ampi. E indubbiamente con una figura notevole che meriterebbe almeno una via, una piazza. Cioè, purtroppo invece sappiamo che nella parte via dei Carrozza a Cagliari non c'è altro che insomma così onori nello specifico poi questa figura femminile. Infatti è talmente particolare, talmente originale che non è una donna del Medioevo, cioè siamo già oltre, però ci piaceva siccome è proprio al limite, la sua figura è così originale che non potevamo non includerla nell'elenco delle donne del Medioevo sardo, perché comunque non è una donna del mondo politico, non è nemmeno una donna di potere, perché per lungo tempo gli è stato tolto quel ruolo, è una donna che è consapevole del suo posto e se lo riprende. E secondo me è un grande insegnamento quello che può dare Violante anche alle donne di oggi. Sin da piccola gli è stato detto il tuo posto è quello e lei invece sapeva che il suo posto era un altro e ha fatto di tutto, legale e non legale. Sì, ma anche con questo contatto, no, con il re di Spagna, il fatto che lui comunque avesse appoggiato le sue cause.
Cioè, come se non avessero mai staccato il cordone umbilicale con la penisola iberica, come se all'epoca avesse avuto internet, il telefono, qualcosa. Invece, dal nulla, immaginatevi, insomma, nel 500, effettivamente poi ricordare, no? Capire anche come muoversi, affrontare quel viaggio, come arrivare alla Vicinanza, corte. prima di affrontare un viaggio per andare a parlare con il re, redige il testamento, perché lei non aveva erediti perché i figli sono morti da piccoli e quindi consapevole del fatto che già una volta gli avevano tolto tutto, aveva detto aspetta che prima di rischiare di morire in un viaggio dico io a chi deve rimanere tutto il mio patrimonio. Cioè, che questo mostra un'intelligenza che è abbastanza, anche molto contemporanea, secondo me, una figura molto contemporanea, quella di Violante, perché le giudicesse in realtà hanno questo alone di tristezza, sono sfortunate, non gliene va bene, in amore non gliene va bene una. Invece Violante, nonostante le grandi sfortune che ha nella sua vita, ha comunque è un esempio di rivalsa. Adelante muore sola e sconsolata. Benedetta lasciamo perdere, Elena non sappiamo nemmeno come muore, poveraccia. E invece Violante si sposò per amore. Il secondo. Sì, non il cugino, ma con l'altro, insomma. Violante è molto contemporanea anche perché subisce una macchina del fango che è una cosa contemporanea, cioè Violante a un certo punto muore il primo marito, Violante aveva una suocera che te la raccomando, muore il primo marito, la suocera, muore il suocero e il primo marito, la suocera si rifiuta di restituire la dote, c'era la norma che una volta vedova dovesse riprendersi tutto il suo patrimonio. Invece la suocera si rifiuta, Violante nonostante questo si risposa e la famiglia del marito defunto mette in atto tutta una macchina del fango dicendo che in realtà Violante aveva già una storia con il marito prima di rimanere vedova e probabilmente non è vera questa cosa, quindi c'è anche questo aspetto che la rende molto contemporanea. Se fosse stato non l'avremmo sicuramente giudicata, anzi forse sarebbe stato. No, ma cioè, sì, poverino, aveva avuto tutte le ragioni di questo mondo. Esatto. Però sì, poi lei è l'unica forse che si sposa per amore. Sì, lei secondo me è l'unica che ha fatto la parabola inversa rispetto alle altre, nel senso che è partita da una situazione tragica e in qualche modo l'ha migliorata, perché sì, lei il secondo matrimonio perlomeno sembra insomma per amore, o comunque più vicino a quelli contemporanei, ecco, dove possiamo scegliere. E col marito, insomma, cerca di portare avanti questa linea contro la famiglia, insomma, del precedente marito, con la suocera in particolare, che mi ha dato un bel figato. C'è pensato di avere una suocera pessima, non sapete cosa aveva Violante? Scopritelo leggendolo, rivaluterete anche la vostra suocera. Sì, ma infatti è molto attuale anche quello, cioè anche l'aneddoto del litigio in chiesa, insomma. Cioè, arrivano alle mani, sono fantastiche. Sì, ma poi mi immagino tutta l'opinione pubblica, perché quando si sposa col primo marito, lei solo dà la dote, lui non porta la dote, quindi tutti che parlavano di questa cosa, perché anche nel saggio c'è questo aspetto, perché non era usuale che il marito arrivasse al matrimonio senza portare un qualcosa. E questo la dice, dietro c'era la suocera, dietro questa decisione. Lui è l'unico che non viene a mano in mano. Esatto. Tutto il resto e lui no. Lui era lì per caso e si è trovato di troppo. E poi era talmente poi congeniata questa cosa che appunto, come dicevi tu, quando lui muore neanche gli restituiscono tutto quello che era suo. Cioè era proprio un piano perfettamente organizzato, perché lei in qualche modo non divenisse mai erede di quello che era il suo. Esatto. Sono bravo. Allora, qui io non me le ricordo tutte. C'è Comunque, l'indice. sì, sono in tutto. Vabbè, ci sono. Io non so. Ci sono le 4 giudicate, 4, una per ogni giudicato. Esattamente. Poi ci sono le 2 Elena
Eleonora. Poi ci sono le due catalane, le mogli di Mariano e Giovanni d'Arborea, Imbora e Sibilla. Poi c'è Violante, poi c'è un altro personaggino bello tostarello che è Martimilla. Martimilla, ad esempio, è una figura che a me piace tantissimo per l'importanza che dà alla cultura. C'è Massimiliano, una badessa che viaggia dalla Toscana alla Sardegna, che è badessa del monastero di San Pietro dei Silchi a Sassari. E lei, allora, lei agisce come un uomo, cioè lei fa tutto quello che nel Medioevo faceva un uomo, e che faceva un uomo anche in sostituzione di una badessa. Le badesse erano donne di potere che facevano anche affari, e però diciamo la norma voleva che a fare affari a nome della badessa fossero degli uomini. Massimilla zero, lo faceva lei, quindi io me la immagino, a proposito di immaginazione, che va anche semplicemente al mercato, dal macellaio, contratta il prezzo della carne, fa tutto lei, e più viaggia dalla Toscana alla Sardegna per più volte l'anno. E una cosa bellissima di Massimilla è che mette come obbligo per le sue monache imparare a leggere e a scrivere. E secondo me questa è una grande lungimiranza, perché già all'epoca non lo sapeva fare nessuno, se non gli uomini di chiesa, ma per l'appunto gli uomini. Quindi invece è una forma di libertà, insegna a leggere e scrivere, tant'è che uno dei condali più importanti arriva da quel monastero. Poi abbiamo le figure minori, che sono tutta una serie di figure minori che dovete andare a leggere il libro per scoprire chi siano. Io volevo fare un'ultima domanda. Nel frattempo ci sono altri personaggi femminili che sono emersi e che si tratteranno, spero, in una prossima pubblicazione. Sempre nel Medioevo? Beh, sì, chiaro. Io sicuramente suggerirei, anche se su di lei possiamo dire veramente poco, la badessa di Zuri. Come della Colli, la Degna della Colli, una delle poche che probabilmente, a proposito di committenza, che si sa forse è committenza della Chiesa. Diciamo che lei sicuramente che ha un ruolo un po' più, insomma, importante. Abbiamo anche Costanza di Saluzzo, che è un'altra figura femminile che comunque, insomma, anche su di lei con la committenza purtroppo non abbiamo prove. Però ce l'abbiamo, giusto? Abbiamo una lapide. La lapide. Sì, abbiamo una lapide con insomma tutti i riferimenti che appunto ci fanno pensare che fosse la lapide della sua tomba, però ecco, rimane sempre da accertare la localizzazione effettiva di questa tomba. E queste forse sono un po' le due figure, insomma, di cui almeno si sa il nome. Esatto. Anche magari Beatrice, la sorella di Eleonora, qualcosa si sa, anche se è andata via. Di lei abbiamo, se non ricordo male, qualcosa riferibile ai testamenti, se la memoria non mi inganna. La tomba nel castello In cattedrale. Visconti di Narbona. Anche in cattedrale, mi pare. Comunque, possiamo dire che la ricerca può essere ancora approfondita. Ma sicuramente veramente ancora approfondita anche la ricerca, cioè potrebbero comparire documenti su questi personaggi, perché comunque, ripeto, di Elena di Gallura si sa veramente poco. Magari poi verrà fuori qualche documento che darà, come nel caso di Violante, darà giustizia a una figura come quella di Eleonora, di Elena, poverina. Si trova ciò che si cerca. Abbiamo una domanda dalla Volevo pubblico. sapere questi documenti trovati che riguardano le donne, di cui si parla in questo libro, se sono stati trovati in Sardegna o anche fuori dalla Sardegna. Ce ne sono sia insomma sul territorio
che fuori. Il discorso che si può fare su Forza Donne è che c'è proprio la necessità di un incrocio tra i documenti che noi abbiamo, perché come dicevo prima, anche nel caso di Adelaide, abbiamo qualche documento diretto, perché magari è firmato da lei e quindi sappiamo insomma che è direttamente riferibile a lei, però molte delle informazioni della vita di questi personaggi le dobbiamo recuperare da magari un'altra corrispondenza epistolare tra il pontefice e un altro sovrano, quindi c'è un po' di, insomma, bisogna sempre approcciarsi con molta attenzione e incrociare effettivamente i dati. Anche perché molti di questi documenti sono lettere e quindi sono dove c'erano i destinatari. Noi magari abbiamo le risposte e comunque anche i documenti, il fatto che si trovino all'archivio di Stato di Pisa, Genova, Barcellona, mostrano come la Sardegna fosse in realtà un'isola a stretto contatto con tutte queste potenze. Perché poi quando parliamo di Pisa, Genova, parliamo delle repubbliche marirane, parliamo di Barcellona che era la corte catalano-aragonese, quindi parliamo dell'imperatore, parliamo poi del pontefice, quindi parliamo di realtà forti. E vedere un nostro, sia donna che uomo, un nostro sovrano che interagisce in maniera molto diretta, alla pari con il re d'Aragona, con il pontefice, con l'imperatore, ci fa rendere conto di che posizione avessero questi personaggi all'epoca, nella loro contemporaneità, che magari noi facciamo fatica a immaginarli, perché noi ci vediamo sempre un pochettino un gradino più in basso rispetto a quello che è la realtà. Ma il nostro territorio in questo contesto in che maniera si pone? Noi abbiamo avuto ad esempio la Marchese Zapata, cioè la possiamo inquadrare in questo contesto oppure la Marchese Zapata viene dopo? Sì, siamo nel 1600. Viene molto dopo. All'epoca di Eleonora d'Arborea il nostro territorio in che maniera viene coinvolto? Possiamo immaginare che Qualche il giudice, la giudicessa, sì, abbiano soggiornato, se non nel castello, comunque in qualche palazzotto, visto che era una corte itinerante, a maggior ragione nelle zone di frontiera, che erano le più delicate, quelle che probabilmente avevano bisogno anche, come dire... In sostanza il nostro castello era considerato una sorta di guarnigione per vigilare sul territorio e basta. Oppure era... Tutti i castelli sono molto di più. Il castello non è semplicemente una caserma come qualcuno insomma a volte definisce, sono dei luoghi d'arte, di cultura, di musica, sono dei laboratori, no? E sono anche dei luoghi che ovviamente avranno ospitato i giudici. Io credo che dopo la popolazione avesse la necessità di sentire vicino il potere, come lo senti vicino, con la presenza fisica. Quindi erano donne che erano abituate, credo, a viaggiare, ad adattarsi anche a condizioni, insomma, non di massima comodità. Quindi nessuno, insomma, può escludere lo stato attuale che ipoteticamente Eleonora d'Arborea venisse abbia soggiornato in questo castello. Le corti medievali, a prescindere dalla Sardegna, le corti medievali erano itineranti. Cioè, c'era una ragione proprio di controllo del territorio, di far sentire presente in maniera concreta l'autorità nei territori, perché cioè, immaginiamoci dei territori anche molto vasti, sì che hai l'uomo di fiducia, però passarci ogni tanto diciamo è una cosa... Pensiamo che Isabella di Castiglia si accampava proprio durante le battaglie con i propri soldati, nel senso che si muoveva, seguiva le battaglie quasi personalmente, quindi questo ci dà già un'idea del fatto che fossero donne che non rimanevano rinchiuse nella corte, nella stanza, ma anzi nelle quartiere. Beh sì, perché non erano regine consorti, che comunque c'era l'uomo che faceva, erano regine. Cioè io adesso dirò una cosa un po' blasfema, però facciamo l'esempio, la regina che io conosco per anche mia madre è la regina Elisabetta, che poi ha preso la corona dal padre e ha assunto un ruolo ben preciso.
Io c'è tutti i documentari che cosa dicono? Che quando c'era la seconda guerra mondiale, la regina, che ancora non era regina, faceva la croce rossina, aggiustava i motori delle macchine, ma perché credo sia un dovere istituzionale di un re o di una regina nei momenti cruciali del suo regno essere in prima linea. Troppo facile, sono mai tanto tempo di non stare in castello. Infatti che fine ha fatto? Però altrimenti sì. Poi tutti i paesi della Sardegna vantano o un matrimonio o la nascita di un erede al trono o un castello che ospita tutti. Cioè, tutte le giudicesse dovevano essere un'etrina per essere state ovunque e aver dovuto partorire tipo 80 figli per aver partorito in tutti i posti dove si dice che ha partorito. Però questa è anche una forma di legame con la storia. Il nostro compito è quello di divulgare la storia, perché comunque è talmente bella che secondo me merita proprio di essere divulgata per quello che è. Non ha bisogno di folklore, diciamo. È bella così. Esatto. Posso fare una domanda? Prego. Visto che il Medioevo insomma è ricco di figure anche molto donne, molto forti, ma nel periodo contemporaneo, oltre alle suocere, che sembra che abbiano 800, 900, ci sono delle donne forti che hanno influenzato i tempi anche a livello politico, a livello sociale, che hanno, a parte essere il Novecento, mi ricordo Grazia Deledda, però non lo so, qui stiamo parlando di qualcosa di più forte, ecco, che ha influenzato. Ci sono delle donne che possono essere raccontate, potete fare qualche nome? Sì, abbiamo una lista lunghissima. Non hai seguito i miei programmi, Andrea, queste gare, non hai parlato, Io lo faccio per ricordarlo. Sì, non so se posso, la lista è lunga. Partiamo da Donna Francesca Sanna Sulis nel Settecento. Abbiamo molti documenti, cioè, la possiamo considerare come una donna intellettuale, imprenditrice, che ha inventato il welfare. La sua storia è veramente molto molto interessante. Ecco, lei è una delle donne dimenticate che invece meriterebbe sicuramente più luce. Il mondo dell'arte, pensiamo a Edina Altara, il mondo della scienza, mi viene in mente Eva Mameli, la madre di Italo Calvino. Ma anche Cocco, la prima amica. L'Asia Cocco. L'Italia è sarda. Sì, sì, sì. Ed era una donna azzuda, non so se qui si usa come termine. Era una donna che con la macchina andava in campagna, nel Morese, a fare il suo lavoro ed era rispettatissima da tutti proprio perché le riconoscevano anche questo coraggio di addentrarsi dove molti uomini non avevano coraggio di addentrarsi, lei era ligia al suo dovere, non guardava in faccia a nessuno secondo me è un grande simbolo anche della cultura. Abbiamo, mi viene in mente adesso anche Rina De Liguoro, grandissima attrice del cinema muto. Pensate che fu protagonista di un film con Stanley Olio, anche grande pianista tra l'altro. Insomma, il mondo sardo ha dato i natali a tantissime grandi donne. Io ho iniziato questa conferenza parlando di alcune donne di età romana, sarde, o che comunque hanno avuto legami con la Sardegna. Ci manca la documentazione dei periodi precedenti, solo l'archeologia può darci delle risposte, però non c'è nessuna interruzione perché abbiamo visto appunto che almeno dall'età romana ad arrivare fino ai giorni nostri, insomma, le figure femminili di grande rilievo, di grande spessore, sono tante. Questa linea di forza quindi è continuata fino a oggi, insomma. Assolutamente, beh, il fatto che noi oggi siamo in minoranza la dice lunga. E questo, insomma, è un chiaro segnale del fatto che la cultura in Sardegna venga portata avanti dalle donne. Se ne facciamo un'indagine, ecco, le biblioteche,
la fruizione è al 90% femminile, giusto? Musei, siti archeologici, conferenze. Anche la Chiesa, quindi le donne che dicono di essere minoranza sono che perdono. Perché insomma sono più donne che uomini. Sulla Chiesa non metto No, bocca, ce ne sono tante. insomma, però vi posso assicurare che dal punto di vista culturale Arriveremo anche a diventare Chiesa sono donne, almeno lo dateci un po' di tempo, arriveremo anche io so che noi Invece siamo con le donne sane, siamo in ottime mani, io di questo ne sono però assolutamente vabbè dai, quel vabbè, però retaggio poi quasi tutte ripeteremo suote di qualche Potete stare attenti come ci esprime. sto aspettando. Ok, ci sono altre domande? Allora io vi ringrazio per la presenza, ringrazio ancora anzitutto i miei colleghi Ilaria, Valentina, i nostri nuovi collaboratori Aurora e Jacopo, ringrazio nuovamente Alessandro Melis per averci dato questa scenografia bellissima, e ovviamente ringrazio Giuseppina e Valeria che ci hanno onorato della loro presenza, e noi speriamo di poterli riospitare anche magari per concentrarci su un'altra figura o parlare di Medioevo in generale, il mondo femminile del Medioevo. Va bene, grazie ancora a tutti.